Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi il tema è davvero molto interessante e utile per chi lavora in agricoltura e per gli imprenditori agricoli. Sappiamo bene quanto in agricoltura sia importante l'assicurazione, cioè assicurarsi contro le avversità atmosferiche e ambientali e quindi una forma di garanzia, di protezione per i raccolti e i redditi e il reddito delle stesse imprese agricole. Parleremo di questo, approfondiremo questo importante e utile tema per il mondo delle imprese agricole e proprio per questo abbiamo invitato in studio, e grazie per essere con noi qui oggi, Tiziano Girotto, che è il direttore di Condifesa Padova, il quale chiediamo immediatamente cos'è Condifesa, quindi inquadriamo subito il tema. Condifesa è un'associazione di imprese agricole le quali si rivolgono al consorzio in forma aggregata per ottenere garanzie contro le avversità atmosferiche e a tutela delle produzioni. Quando parliamo di produzioni intendiamo produzioni vegetali e produzioni arboree e anche allevamenti e strutture, quindi serre e impianti di sostegno di vigneti e frutteti. Perfetto, quindi su una platea di circa 80-100.000 imprese agricole, quanti soci avete? In Veneto abbiamo circa 20.000 soci che ogni anno utilizzano i sistemi agevolati e assicurativi. Certo, da alcuni anni non ci sono più gli aiuti ex post per danni causati dal maltempo, eccetera. Quindi è subentrato un nuovo strumento che è quello che viene gestito proprio da Condifesa. Sì, da un po' di anni ci sono finanziamenti che agevolano le coperture assicurative. Vuol dire che l'azienda che assicura le proprie produzioni ottiene un contributo che riduce il costo, di fatto il costo dell'assicurazione. L'incentivo si aggira intorno al 70% del costo sostenuto dall'azienda. E diciamo anche che c'è stata un'evoluzione delle garanzie prestate dalle compagnie di assicurazione. In pratica si è passati dall'evento grandine, che era l'evento assicurato principalmente, ad una serie di altri eventi e sono stati suddivisi anche questi eventi in eventi catastrofali, che sono la siccità, l'alluvione e il gelo. Ci sono poi gli eventi di frequenza, grandine, eccesso di pioggia e vento forte, e altri eventi accessori che sono i colpi di calore e gli sbalzi termici. Le aziende su questa griglia di garanzie può comporre il proprio pacchetto assicurativo e mettere a tutela le proprie produzioni. Quindi di fronte a un ampio spettro di possibilità come quello che hai appena spiegato, cosa deve fare, come deve approcciarsi un agricoltore per poter accedere quindi in sostanza, in pratica, a queste opportunità? Allora, ogni anno il consorzio fa la contrattazione con tutte le compagnie che operano nel settore, ottiene per conto degli associati le condizioni e le tariffe migliori, ma dà anche la possibilità alle aziende agricole di confrontare tutto quello che offre il panorama assicurativo. Facciamo una griglia delle condizioni e dei costi assicurativi per singola compagnia e diamo la possibilità alle aziende, attraverso incontri e informazioni e divulgazioni, di vedere proprio qual è il prodotto più conveniente in sostanza. Quindi il ruolo di Condifesa, in sostanza, se potessimo sintetizzare al massimo, è quello di mettere le aziende agricole in sicurezza. Si mettono le aziende in sicurezza, garantiamo noi tutta la parte, diciamo, amministrativa per ottenere anche la contribuzione pubblica, gestiamo la parte peritale, nel senso che le aziende in caso di danno avranno una stima dei danni da parte dei periti delle compagnie. Però se l'azienda non è soddisfatta delle perizie svolte può chiedere consulenza al consorzio, che invia un proprio perito per dare assistenza e supporto proprio sulla valutazione del reale danno. Ok, quindi per avere tutte queste informazioni, tra l'altro, perché noi oggi il tempo che abbiamo a disposizione
il solito 10-12 minuti di Radio Veneto Agricoltura, però un imprenditore agricolo interessato sul sito internet www.condifesa.it Sì. trova, poi che è strutturato per province, Certo. trova tutti i servizi che Condifesa mette a disposizione, che sono quelli di cui stiamo parlando adesso, proprio per mettere in garanzia i raccolti e il reddito dell'impresa. Entriamo un attimo più nei dettagli per spiegare su quali campi, su quali settori intervenite, perché sono tanti e quindi magari il tempo che abbiamo è quello che poco, però qualche parola sui diversi interventi. Ogni anno esce un piano assicurativo che stabilisce quali sono le produzioni assicurabili e altri parametri perché l'azienda possa assicurarsi. Naturalmente l'azienda il tutto ruota attorno al fascicolo aziendale, quindi l'azienda assicura la produzione che si rileva dal piano culturale o dallo schedario viticolo. Le possibilità che ci sono quelle di mettere in copertura le produzioni vegetali, ma anche le strutture, come abbiamo detto, quindi serre, reti antigrandine e strutture che sostengono gli impianti di vigneto e frutteto dalle trombe d'aria che abbiamo visto negli ultimi anni sono sempre più frequenti, per fortuna di basso impatto perché si verificano in zone molto limitate, però ci sono periodicamente in tutto il periodo stagionale. Abbiamo poi la possibilità di assicurare contro le epizoozie anche gli allevamenti e andiamo dalle specie bovine e buffaline fino alle api, quindi ovi caprini, cunicoli, avicoli, eccetera. Quindi un'azienda che voi avete presenti i danni da influenza aviaria del 2017 dove sono stati abbattuti milioni di capi, ha la possibilità di avere una copertura assicurativa per il mancato reddito dovuto al fermo dell'allevamento. Certo. Quindi, come dicevo prima, proprio veramente è una sorta di ombrello, di paracadute per le imprese, quindi a difesa del reddito degli imprenditori. So che è anche stato messo a punto uno strumento, Fondo Mais con Veneto Agricoltura. Dire due parole su questo? Sì, allora con Veneto Agricoltura abbiamo sviluppato negli anni scorsi un fondo che inizialmente copriva i danni da mancata emergenza dovuta ad avversità atmosferiche e via via si è implementato dando una copertura anche per danni da elateridi, da virosi o da diabrotica. In sostanza è un fondo che rimborsa fino a 1.000 euro ad ettaro in caso di danno e ha un costo che si aggira tra i 3 e i 4 euro per ettaro in base alla produzione lorda vendibile che viene assicurata. Certo, quindi capiamo che stiamo parlando di strumenti specifici in questo caso, ma davvero di grande utilità per gli imprenditori agricoli. Dal 2019 voi avete in programma anche un nuovo servizio, state cantierando un servizio di rete. Allora, sì, ci spieghi qualcosa anche su questo? Noi stiamo implementando una rete meteo perché c'è una rete pubblica esistente e adesso stiamo collocando delle nuove stazioni meteo in nostre aziende associate per avere una capillarità e un monitoraggio molto più puntuale delle avversità che si verificano. Questo può servire per capire l'entità delle avversità e quindi supportare le aziende in caso di danno e di contraddittorio con le compagnie di assicurazione, ma nello stesso tempo apre anche nuovi scenari. L'utilizzo di un dato meteo puntuale abbinato allo sviluppo di patogeni ed elaborato insieme dà la possibilità di supportare le aziende in fase di trattamenti e di lavorazioni. In pratica stiamo parlando di supporti decisionali alle aziende che attualmente sono disponibili solamente sostenendo dei costi molto elevati. In questo caso noi riusciamo a fornire un servizio a costi molto accessibili anche alle piccole e medie aziende e quindi la cosa importante è che si sta parlando di agricoltura sostenibile, certo, di riduzione dei trattamenti, di riduzione dei costi per le aziende e quindi il passo successivo è quello di arrivare ad un'agricoltura di precisione che ci consentirà di fare trattamenti dove, come e quando serve. Perfetto. Ascolta Tiziano, noi adesso abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, però
Chi ci sta seguendo sa che sul sito di Condifesa, che come dicevo è strutturato per province, poi troverà tutti i servizi e abbiamo capito quanto siano importanti proprio per la protezione dei raccolti e del reddito delle imprese agricole. Tutti i servizi che voi mettete a disposizione. Quindi è utile informarsi per capire quali sono proprio le opportunità che derivano da Condifesa. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento per il prossimo approfondimento. Un saluto a tutti.